Lettere a Filemon. Pauli, prigionier di Cristo Gesù, e il frade Timoteo, al ciar Filemon e nostri collaboratori, alla Surapie, a Archip, nostri compagni di battaglia, e alla Iglesia che si da donge ci asetò. Grazie a voi altri, e paz de bande di Dio nostri pari e di Gesù Cristo, Signore. Ogni volta che mi pensi di te e mes preieris, o ringrazio il mio Dio, perché ho sinta fevelà dal tuo amore e de fede che tu hai per il Signore Gesù e per duci sans. La solidarietà detto fede che diventi sempre più forte, mediante una conoscenza più plena di tutto il ben che si fa fra miei di noi per Cristo. Di fatto, ho provato una profonda contentezza e consolazione per via del tuo amore, perché il cuore dei sans si è ricreato per merito, fradi. Perché, se ben che ho podarei comandati con tutte libertà in Cristo, c'è che tu has di fa, o preferis preati in non dall'amore, così come so io, Pauli, Vieli e in più come prigionier di Cristo Gesù. Ti prei dunque per mio figlio, che lo hai partorito fra mies deciadenis, Onesimo, che alcune volte non ti ha sovato nuie e che come mi sove a me e a te. Talmandi in daur, proprio lui, venga stai il mio cur. O vares vut gust di tenere con me, perché mi serviste al tuo puesto, come so in ciadenis, per colpe dal Vangeli. Ma non hai voluto decidi, senza che tu lo sapessi anche tu, perché la tua opera di ben non si disfarciate, ma spontanee. Salacor ti è stato solo per poco tempo, perché tu potessi tornarlo a avere per sempre. Non più come un sclavo, ma come al di più di un sclavo, come fradi, un evore chiara a me e, con più ragione, a te, secondo il monte e secondo il Signore. Se dunque tu mi ritieni sparto a me, fasi che l'accet che tu mi faceresti a me in persona. Se poi ti ves fatto qualche damp, o salve saldi rifonditi, mettilo sul mio conto. Io, Paoli, lo scrivo con la mia mano, o pagherai io in persona. A ti però non ti dice che tu sei in debito con me anche de tue persone. Proprio così, fradi, che puoi servirmi di te al Signore, ricrea il mio cuore in Cristo. Ti scrivo, perché ho fiducia de tua obbedienza, sicuro che tu facerai senza modi più di che ti domandi. Preparimi di che strade anche un sottetto, perché che speri, in grazia di questi preieris, di poter essere tornato. Ti saluta Epafre, mio compagno di prigione in Cristo Gesù, Marc, Aristarch, Deme e Luche, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo, che sedi con il vostro spirito.